Secondo Corinzi capitolo 12. A grandezza delle donne ricevute a Dio. Non è una cosa bella ma mettere a spacconi ancora a me stessa, ma con tutte queste voglio fare lo stesso, voglio mo parlare, pure tutte quelle visioni, quelle rivelazioni che il Signore ha dato a me. Conosco una, che credeva a Gesù Cristo, che a 14 anni fa fu portato in sino al terzo cielo. E non sa se questo fu portato col corpo o solo con spirito solo. Solo Dio sa. Sacce solo che l'uomo fu portato in sino al terzo cielo, con corpo o solo con spirito, in non lo sacce, ma lo sa solo Dio. L'angoppa sendietta parola così bella che nessun uomo è mai capace di raccontare. Io mi voglio pure avvantare e chi l'uomo, ma per tutto quello che importa a me, mi voglio solo avvantare e tutte sfatezze meglio. Se tenessi genio mi avvantare, vi posso assicurare che non sarei pazzo, perché dicerei solo la verità. Con tutte queste non lo voglio fare, perché voglio che la gente potesse giudicare per quello che faccio e per quello che dico, e che non avesse meno pensieri più grossi. Io ho avuto rivelazioni assai rosse, ma proprio per questo, perché non mi regnasse audanze e presumanze, mi è stata impizzata una spina dentro la carne, che mi stava niente dormendo, come una scarda dentro il corpo, come un masciatore di Satanas, che mi sta pigliando a pacchera per non mi far diventare chi ne audanze e presumenze. Per 3 volte ho giuriato e supplicato al Signore che facesse arrasare me questa sofferenza. Ma essa mi ha risposto, da vasta razia mia, perché la potenza mia si spalva assai meglio dentro a tutta la sfatezza e una che ha deboluto. È proprio per questo che mi voglio avanzare con piacere tutta la sfatezza mia, perché la potenza di Dio si potesse mostrare dentro a me. E proprio per questo io mi sto ricreando dentro la sfatezza mia, rinde insulti, rinde sofferenze, rinde contrasti, rinde dormiente che sto sopportando per l'amore di Cristo. Perché proprio quando sono addeboluto che io mi sento veramente forte. Annegazione Paolo. Ho parlato a voi proprio come un pazzo, ma siete stati proprio voi che mi avete costretto a fare questa cosa. Proprio voi che a me ci avete avuto a parlare per me difendere. Perché pure se non sono nessuno, non sono manco più piccirile tutti chi l'apostolo. Io sono apostolo vero e ho stanno attestando tutto quello che faccio in mezzo a voi, con una pacienza assai rossa, con segni, con miracoli, con prodigi. E ma volete sapere quello che fa né più piccirile innanzi a tutta la chiesa. Solo questo, che non sono stata mai in upismo per voi, perdonatemi per questa infamità. Ho vicano, ma sono pronto a venire in mezzo a voi per la terza volta e non voglio essere un upismo per nessuno di voi, perché non voglio lasciarne il denaro vostro, voglio lasciarne solo a voi. Perché non sono figli che hanno fatto sparagnare il padre e la mamma. Loro sono invece il padre e la mamma che hanno a pensare che che serve per i figli loro. Con piacere io voglio spendere tutto quello che tengo e mi voglio pure sacrificare per voi. Mo, se io voglio bene assai e più tutelate, perché voi mi avete ma vuole bene più poco? È chiaro, per mo che non sono stato un upismo per voi. Può essere pure che Marpiuno come son io avesse potuto sfruttare, pigliandomi con un canno. Può essere mai che qualcuno tutte le frate mie che hai domandato a voi, ma ha servuto per sfruttare. Io ho già domandato a Tito che venisse in mezzo a voi e ho domandato insieme a questo la tua frate che voi già conoscete. Perché Tito va sfruttato mai in qualche maniera. Perché noi non abbiamo avuto la stessa intenzione, comportandoci in la stessa maniera? Apprensione di Paolo. Può essere che voi a parecchio tempo state pensando in da capa vostra che stessa facendo una difesa mia innanzi a voi. No, perché io, si parla così, sto parlando innanzi a Dio, come uno che crede a Cristo. Tutto quello che sto dicendo, frate miei, a così caro, lo sto dicendo solo per far crescere la fede in da voi. E tengo solo a paura che quando ve ne arraggio in mezzo a voi, non vi potesse trovare come potesse desiderare io, e voi non mi poteste trovare come volesse voi. Tengo a paura che non ci potessimo essere in mezzo a voi appicciche, miri, autanze, contrasti, furfucchiamenti, fissazione e fedenzie. Tengo a paura che quando ve ne arraggio, Dio mi potesse far chiaiare la capa un'altra volta innanzi a voi e io avesse chiagnere per tutti quelli che avranno fatto i peccati e non teneranno nessuna intenzione di arrasare, a rendere tutte quelle fedenzie, a rendere quelle vizie e debosciatezze, a dove sono campata, zina oggi.